Buongiorno Linda ed Eleonora, vi diamo il benvenuto a Un Sorriso in Più Family. Come vedete, oggi sono in mezzo alla natura perché con questa giornata è impossibile stare dentro, e chi ha l'opportunità di avere un pezzettino di giardino, un balcone o anche aprire una finestra e vedere un po' fuori la natura, il verde, veramente vi invito a fare gli esercizi in mezzo a questa natura, a questo verde, all'aria, se riuscite, se avete l'opportunità. Altrimenti anche in un parco, si può andare in un parco vicino dove c'è una panchina, vi sedete lì tranquillamente e iniziate a fare i vostri esercizi all'aria aperta. Vedrete che è bellissimo. Adesso Linda, ti lascio qua un momentino all'ombra e vi faccio vedere cosa ho trovato in giro. 2 bastoni, questo e questo di bambù, perché oggi iniziamo a fare un po' di esercizi con il bastone o con un pezzetto di legno o anche con il manico della scopa, potrebbe essere. Allora, iniziamo come sempre, vi ricordate, a lavarci le mani. Ci laviamo bene le mani. Vi ricordate che vi ho detto che a me piace sempre iniziare con questo esercizio che è bellissimo, è un movimento che facciamo sempre, lo sappiamo fare bene e ci scalda un pochettino, ci scalda bene, ci laviamo le mani, ci laviamo i gomiti, ci laviamo le spalle. Qua ci sono altre 2 cagnolini che mi stanno guardando dicendo: ma la Eleonora cosa sta facendo? Allora, dopo ve li faccio vedere. Ecco, e riposiamo. Adesso vi invito a prendere il bastone. Vediamo, facciamo un po' di esercizi con il legno del bambù e un altro con questo qua che, se non sbaglio, è di un tiglio. Allora, prendiamo il bastone in questo modo e lo avviciniamo al petto, così. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e stop. Allora prendiamo il bastone col palmo della mano in su, gomiti appoggiati di fianco e fianco al corpo e pieghiamo solo i gomiti. Questo è un movimento bello, dolce, che possiamo fare anche 20 volte. 4, 5, 6, 7, 8, vieni Linda, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, forza, 19 e 20 e giù, e riposiamo un attimino. Cipa, vieni Cipa qua, vieni Cipa, vieni. Dopo ve la faccio vedere, non vuole venire. Allora prendiamo nuovamente il bastone. Adesso vi faccio vedere con questo, cambiamo un pochettino, non è diritto però comunque va anche bene. Adesso prendiamo il bastone in questo modo e giriamo, cerchiamo di girare mantenendo i gomiti ben dritti e portando il bastone dalla posizione orizzontale a quella verticale e viceversa. Non ho contato, facciamo 7, 8, 9 e 10 e stop. Benissimo. Riposiamo un attimino, sentite ogni tanto il rumore delle macchine, ma logicamente siamo fuori. L'importante è che magari state più attenti a
al canto degli uccellini. Allora, prendiamo nuovamente il bastone e lo portiamo il più su possibile. Vi ricordo, ognuno fa quello che si riesce a fare, quello che riesce veramente a fare. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e poi di nuovo il bastone davanti e ruotiamo 1, oh povero glicine, 2, 3, 4, ruotiamo anche il tronco, 5 in questo modo, 6, 7, 8, 9 e 10 e giù e riposiamo un pochettino. Adesso vi invito a prendere il bastone in mezzo, forse prendiamo quello più piccolo, prendiamo così in mezzo, braccia all'altezza delle spalle, cerchiamo di tenere il gomito il più diritto possibile e ruotiamo in questo modo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, giù e cambio di mano. Adesso la facciamo con la sinistra, gomito ben diritto, altezza delle spalle e giriamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e stop. Benissimo. Adesso possiamo, intanto che riposiamo un po' le spalle e le braccia, andare giù col bastone. Questo esercizio l'abbiamo fatto già senza il bastone. Andiamo giù, 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 adagio. Andiamo giù e poi su. E 1. Lo facciamo 5 volte. Andiamo giù. E su. E sono 2. Andiamo giù. Su sono 3, c'è un'arietta bellissima. Oh, che bella questa sensazione. Giù. Su, quante siamo? Mi sono dimenticata. 4. Mi sono concentrata sull'arietta, ho perso il conto. Fa niente, se facciamo una in più è meglio. 5, facciamo una in più per essere sicuri. E su. Adesso vi presento le cagnoline. Lei è Cioppa e Linda è la mamma di Cippa e di Cioppa. Lei è Cipa. Prendiamo di nuovo il legno
e facciamo il movimento della manovella in questo modo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, torniamo indietro e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e stop. E riposiamo un momentino. Adesso questa arietta, questo clima, questi uccellini che cantano, ma soprattutto questa arietta che sento mi trasporta a un lago. Allora, dobbiamo pensare che siamo in un lago. A me piace tanto il lago di Como, poi lo abbiamo qui vicino, perciò io sono già con la mia mente sul lago di Como. Ma voi potete andare nel lago che volete, il lago di Garda, il lago Maggiore, ci sono tantissimi laghi qui in Italia e anche all'estero, perciò ognuno, immaginatevi di essere ci trasportiamo un po' con la mente, la nostra immaginazione su un lago. Perché? Oh, guarda l'arietta! Perché adesso saliamo su una barca e dobbiamo remare, dobbiamo spingere questa barca con la nostra forza. In questo modo approfittiamo l'arietta e andiamo da una parte e dall'altra. Oh, che bello, guarda! Da una parte e dall'altra. E più spingo io e più muovo l'acqua, più aria mi arriva. Oh, che bello! Oh, tra il sole, tra l'aria. Oh, bellissimo! E andiamo da una parte e dall'altra, da una parte e dall'altra. E forza, e forza, e forza. E andiamo a destra e a sinistra, destra e a sinistra, destra e a sinistra. Forza, se siamo stanchi ancora un po', ancora un po', ancora un po'. Via, ecco e stop. Oh, bellissimo, vero? Dai che facciamo un bel respiro profondo per riposarci. Allora, prendiamo tanta aria dal naso e poi soffiando, buttiamo l'aria dalla bocca soffiando di nuovo e poi benissimo. Oh, che bella arietta. Adesso ci rilassiamo bene tutto il nostro corpo, cerchiamo di rilassarlo, le spalle specialmente, perché facciamo un po' di movimenti per la cervicale. In questo modo la testa viene allineata, possiamo chiudere gli occhi e andiamo a fare il movimento di dire sì, perciò la testa va in avanti in modo molto adagio e molto dolce e poi torna indietro alla posizione iniziale senza andare indietro. Di nuovo in avanti, lasciamo cadere la testa un po' in avanti, poi di nuovo su, ancora in avanti, poi di nuovo su. E adesso il mento va verso la spalla destra
e poi verso la spalla sinistra, imitando il movimento di dire no. Vi ricordo in modo molto adagio, da una parte e dall'altra, adagio adagio. Il mento va alla spalla destra, poi alla spalla sinistra e poi torniamo alla posizione iniziale. Adesso siamo con la testa ben allineata al nostro corpo e incliniamo a destra, come se l'orecchio dovesse andare a raggiungere la spalla destra, e poi piano piano torniamo alla posizione iniziale e incliniamo la testa come se l'orecchio sinistro andasse a toccare o a raggiungere la spalla sinistra. Poi andiamo verso destra, andiamo poi verso sinistra e stop. Torniamo alla posizione iniziale con la nostra testa ben allineata. Adesso andiamo col mento verso la spalla destra, lasciamo cadere la testa disegnando col mento una mezzaluna in modo di andare a raggiungere poi il mento la spalla sinistra. Poi lasciamo cadere di nuovo la testa e andiamo verso destra disegnando la mezzaluna. Oh, che bello, che rilassante. Andiamo verso la spalla destra, poi torniamo lasciando cadere la testa. Andiamo verso la spalla sinistra, poi di nuovo facciamo questa mezzaluna. Fino che il mento arrivi alla spalla destra e stop. Adesso possiamo aprire gli occhi. Vi invito a fare di nuovo un bel respiro profondo, prendendo tanta aria dal naso, alzando le braccia in questo modo e poi fuori dalla bocca soffiando. Ancora. Poi fuori soffiando e stop. È stato bellissimo questo momento, grazie per la vostra compagnia. Vi ringrazio davvero perché grazie a voi io oggi ho fatto questi esercizi per me e per voi e sono felicissima, felicissima, felicissima di poter condividere con voi questo momento e di far sì che voi vi sentiate meglio, imparate qualcosina e logicamente tutto per la nostra salute, perché prima di tutto noi dobbiamo volerci bene. Adesso vi mando un abbraccio forte, forte, forte. Mi raccomando di fare tutti gli esercizi. Se avete qualche domanda la potete anche fare, sono qui a disposizione e non mi resta che mandarvi un bacio e augurarvi tante cose belle.
Vi aspetto, alla prossima!